Blocchetto per gli appunti, macchina fotografica e smartphone per le riprese, registratore vocale. Si sono presentati con tutto quello che serve agli studenti delle classi quarta e quinta della scuola elementare di Cusignana di Giavera del Montello, in visita questa mattina agli studi trevigiani di Media Nord-Est, per vedere da dentro come funziona un'emittente televisiva, dagli studi alle trasmissioni, dai palinsesti al telegiornale. Anche ora programmata, è una cosa un po' più, però tutte queste cose sono importanti. Si entra ordinati in redazione per toccare con mano il percorso delle notizie, dalla raccolta alla scrittura, dalla lettura dei servizi al loro montaggio. Questa è la redazione del telegiornale. Ok, qui i giornalisti dalla mattina alla sera cercano notizie, preparano le truffe. Intanto c'è chi si mette già all'opera dando un'occhiata ai giornali. Per far conoscere le notizie, quelle più importanti. Uno sguardo ai montaggi, ma ad accendere l'interesse è la prova in prima persona dalla telecamera. Te la metti qua, guarda, qua. E mi è piaciuto tanto perché ad Antenna 3 ho imparato un po' come i giornalisti svolgono il TG. Tantissime le domande, a testimonianza di una vivace e sana curiosità. Qual è stata la scintilla che ha fatto sbocciare la passione per il suo lavoro? Dopo ci farete vedere un telegiornale in diretta per le notizie. Certo che sì, chi in studio sotto riflettori e telecamere, chi in regia tra monitor e mixer, a seguire la messa in onda del telegiornale. A colpire però forse più di tutto è lo studio virtuale e le magie del chroma key verde, in grado di far scomparire maestra e alunni. Sei invisibile, maestra.